Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La Serie B-Win propone per la 24esima giornata il derby veneto tra Padova e Cittadella. Gli uomini di Dal Canto vogliono consolidare la loro posizione ai playoff sperando in un rush finale all'attacco dei posti che portano direttamente in Serie A. Di contro, Foscarini chiede ai suoi punti utili a mantenere le distanze dalle zone pericolose per non rischiare di compromettere il buon torneo disputato finora. In campo i due nuovi acquisti, Bentivoglio per il Padova e Paolucci per il Cittadella, arbitra il signor Baraccani di Firenze. La prima azione del match è per il Cittadella con Busellato che, liberato al limite dell'area, calcia con il destro ma trova la grande risposta del portiere ex Atalanta Pelizzoli che manda in angolo. Nel replay rivediamo la grande conclusione di Busellato e la altrettanto ottima parata di Pelizzoli. Ancora Cittadella con Ma che punta, Donati lo salta, si invola verso l'area di rigore, prova a servire un compagno, trova Vito Francesco che calcia ma il suo tiro è bello ma finisce di poco a lato. Si vede il Padova intorno alla mezz'ora con Allenius che prova a servire in area Gidai, troppo lungo però il suo servizio, nulla di fatto. Al 40° Dal Canto è costretto a sostituire Donati per infortunio con Schiavi. Nel finale prima Marcolini prova a servire Allenius, il più vivace dei suoi, che prova l'azione personale sulla sinistra, entra in area ma viene fermato in calcio d'angolo. Buona la prestazione dello svedese, ci prova poi Gidai a pochi minuti dal termine del primo tempo, liberato in area, prova a calciare ma Cordaz è bravissimo a rispondere di piede. Si va al riposo dunque sul risultato di 0-0. Si rientra in campo con gli stessi giocatori del primo tempo, non ci sono cambi e la prima azione è del Padova con Gidai che viene liberato sulla destra, fa partire un cross in aria per Allenius, lo svedese è bravo a colpire di testa ma è impreciso, il suo tentativo si spegne sul fondo. Risponde il Cittadella con un'azione di Schiavon che imposta, chiede l'1-2 a un compagno, si libera al limite dell'area, calcia ma il suo tiro è debole, centrale, Pelizzoni, palla. Poco dopo è Lazarevic che è entrato da pochi minuti, conquista un pallone nella propria tre quarti, prova ad involarsi, prova anche a saltare Martinelli, ci riesce anche un po' fortunosamente, si presenta da solo davanti al portiere ma calcia malamente per la sua disperazione, quella del suo allenatore Dal Canto. Alla mezz'ora vicino al gol gli ospiti con Di Roberto che riesce a trovare un pallone in area di rigore, lo stoppa con il petto, prova a calciare ma trova la deviazione di Trevisan con il pallone che si spegne sul fondo. Altra occasione per il Padova, ancora con Allenius il migliore dei suoi, gli arriva un pallone in area di rigore, calcia al volo con il sinistro, Cordaz è bravo e anche fortunato ad evitare il gol, la disperazione dell'attaccante del Padova. Rivediamo anche il replay con il bel tiro di Allenius, la grande parata di Cordaz. Gol che arriva più tardi da azione da calcio d'angolo, in area è Trevisan il più lesto a svettare di testa e a portare in vantaggio il Padova, un gol importantissimo per gli uomini di Dal Canto che continuano la loro rincorsa alle posizioni d'onore con il colpo di testa non trattenuto dall'ottimo Cordaz. Nel finale rosso per Gasparetto per questa brutta entrata su Lazarevic. Il Padova tiene nel finale e porta a casa 3 punti che l'avvicinano alla testa della classifica. Per il Cittadella un KO immeritato che complica il cammino verso la salvezza.